L'austriaca Laura Stiger, vincitrice l'anno scorso tra le esordienti, secondo anno, e sta facendo una grande gara anche quest'oggi. La portacolore, lo ricordiamo al passaggio precedente che c'era un'altra austriaca in seconda posizione, ovvero Chiara Kopp, quindi tutto straniero per il momento le prime posizioni tra le donne. Stiger e Donalieva primo anno, ma Kopp invece e Donalieva secondo anno. Tra poco per loro sarà arrivo. Mentre per il top 5 della categoria allievi del primo anno abbiamo visto Marco del Velo Club Torre Belvicino. Si prepara anche Sandro Biliani, Treviso MTV, un grande lavoro per Sandro Biliani, un grande lavoro per Giuseppe Fioritto e il suo staff di segreteria, come sempre perfetti. Luca Portilla, citato in questo momento l'atleta del Mountain Bike Club Garne. E ora occhi puntati sul dorsale di gara. Sono vari circuiti per questa regione, sicuramente lì nel settore del fuoristrada. Abbiamo le società più anziane come numero di anni e parliamo della Bianchi con 150 anni e la Cicli Olimpia che ha festeggiato 125 Signori, vediamo ancora qualche istante, non manca molto. Davvero il dato del dominio di Zaccaria Toccoli. Vediamo di completare Roberto Vassonei. Linea alla zona interviste. Bene, con noi la maglia del Trentino Carraro, naturalmente parlando di Carraro Team Trentino dobbiamo parlare che di Il circuito è molto meglio dell'anno scorso, la discesa è molto più bella, tu puoi fare la differenza bene. Prossimi appuntamenti? Non lo so, Monti Chiari e poi un po' tutte le gare importanti. Internazionali. Qui capo di Trentino e di Carraro non possiamo abbinare alla storia e abbinare a Paolo Garniga. Una bella soddisfazione, un bel parterre di atleti e un ragazzo veramente in gamba, quello di Toccoli. Allora, sono i migliori talenti a livello nazionale. Vai pure Lucio. Andiamo agli esordienti del secondo anno col numero 201, sono tutti i numeri che vanno dal 200. 01 Bayer Mario, 02 Wez Emanuele, col 03 Vignaroli Gianmarco, 04 Ievole Stefano, Cerchi col 05, quindi a seguire 06 Chianduzzi, 08 Filisetti, 09 Colleoni, il 10 Pagani, 211 quindi per Montovert, 212 per Damiano Andrea, il 13 Serpone, il 14 Kull Rubin, il 232 Valdisserra, altro allievo della scuola del Mountain Bike Club Garne, 233 Casasola, 234 Cosin, il 235 Novella. Esordienti femminili del primo anno con l'84 della 18ª edizione di Gerne Mountain Bike Trophy Inter Into the History. Ragazzi, anche per voi, lo ripeto, gareggiare a Maser significa davvero entrare nella storia del cross country nazionale ed internazionale. Buona gara, 2 giri per gli esordienti della categoria maschile, primo e secondo anno, un solo giro per le esordienti donne, 3 minuti al via! Ragazzi, piedi a terra, mi raccomando, tutti quanti. Il mio è 203, ciao, piacere. 203. L'ho visto. Pubblico di Maserra, come abbiamo fatto prima per gli allievi, anche per gli esordienti, voglio sentirlo, il vostro applauso prima del via, sulle mani! Tutto a posto, ma si torna qua, fate male. Ci siamo quasi, 2 minuti e si decolla! sempre naturalmente di risalto la maglia di campione italiano, la mini maglia, ma è sempre un bel colpo d'occhio per Colombo Andrea del team Spreafico col numero 217. Si scalpita in rampa di lancio
La collinetta, questo anfiteatro naturale straordinario della Zoppa Secca vi sta attendendo. 1 minuto e si va! Secondi. 15 secondi. Si va! Subito una caduta qui in partenza, ma forza, si riparte con l'applauso del pubblico. Forza. Si va! Vai Sali! Vai Stefano, vai! Sali! Vai Sali! Vamos le credi, Ale Sali! No, ci ammazza! Vai Dani! Vai Capazza! Vai Capazza! Bravo Daniele! Bravo Daniele! Vai, inizia l'operazione la Zoppa Secca, straordinario con le ricerche, la gara degli esordienti, benvenuti, questa è solo la seconda gara, il gruppo pomeriggio con i migliori atleti della gara delle partite, 14 e 30, benvenuti a Matera. Questo so che ci viene comunicato via radio, gara iniziata da 16 minuti e 43 secondi. Dai Seppo, giù! Vai Luca! Vai Miki! Con il passaggio inizia l'ultimo tiro, in prima posizione Mario Bayer ai Biker Racing Team, e anche questa volta parliamo di Austria, quindi per la prima posizione Mario Bayer, e qui siamo con Vignaroli Gianmarco, atleta del cross country, grande atleta anche nel ciclocross. Bayer Vignaroli Uez provvisoriamente. Vai Miki! A situazione, vai Luciano. Abbiamo visto anche risaltare come sempre la maglia tricolore per Andrea. Allora dicevo, la categoria esordienti in secondo anno con dorsale di gara 201 austriaco Mario Bayer che ricordiamo vinse l'anno scorso con gli esordienti in primo anno qui a Matera. La seconda posizione di Gianmarco Vignaroli, la terza posizione di Emanuele Uez. Informazioni che ci arrivano via radio. E parliamo questa volta però di esordienti del primo anno, 282 Alessandro Cicutti, 281 Gabriele Grissesi, queste le prime posizioni sempre preziose naturalmente che vediamo dai passaggi via radio. Andiamo velocemente a catturare la protagonista degli oggetti di Via, attacca! E in discesa molla, attacca! Vai, non mollare! Dai! Siamo, vediamo se allora l'austriaco Mario Bayer che trionfa anche quest'anno a Matera. Ok, dorsali. 201 Mario Bayer, vince a Matera. Complimenti a Mario Bayer, vediamo. Miki, dai Miki, via! Gianmarco Vignaroli che dovrebbe andare a conquistare tra gli esordienti il secondo anno.
Dai Niki! È lo spettacolo! Via! Anche questo del cross country! Via, alza il culo! Via, 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 via! È lì Michele, è lì, alza! Via! Dai Niki! Niki! Balla bene, concentrazione! Dai! Mario Paire, Marco Migliaroli, Dario Cherchi, il podio, esorditi, secondo anno erano spese per gli esordienti primo anno. Esordienti primo anno, attenzione ai numeri, vanno dal numero 280 e in poi. Appuntamento in tutta Italia, il canale 60 Nuvolari, da lunedì 30 marzo ci seguirà dalle ore 22, non sarà possibile, grazie appunto ai Camedia Gran Fondo MT20. Dai Lore che è andato! Dai! Bravo! Dai Lore! Abbiamo sempre la conclusione della gara esordito il primo anno. Anche il tricolore che conclude Andrea Colombo.